Di nuovo in diretta con edizione straordinaria di Focus TG per l'ondata di maltempo che ha colpito il Vicentino, un territorio duramente colpito, per fortuna danni limitati, se così si può dire, grazie ai bacini di laminazione che sono stati subito attivati. Ci siamo collegati con Valdagno, dove si è aperta una spaventosa voragine in cui sono precipitati padre e figlio, che sono stati ritrovati morti poco fa. E poi siamo andati a Trissino, abbiamo visto Arzignano, siamo stati a Recoaro con i nostri inviati. Carlo Alberto Inghilleri ci ha dato le ultime notizie in esclusiva, il ritrovamento in particolare del 34enne figlio dell'uomo che era con lui nell'auto. L'auto è stata ritrovata, i corpi sono stati, pensate a quale sia stata la furia dell'acqua, i corpi sono stati ritrovati a 15 km dal luogo in cui erano caduti a causa del cedimento della strada su cui si trovavano con la loro auto. Vediamo intanto, inquadriamo la sala stampa, la sala del centro della Protezione Civile di Marghera, dove tra poco ci sarà il Presidente Zaia, probabilmente con l'assessore Bottacin. Vedete come al solito i nostri microfoni davanti alla postazione del Governatore. Conferenza stampa che inizierà a minuti. Nel frattempo vediamo anche un altro titolo che conferma le notizie che vi abbiamo dato in anteprima. Padre e figlio muoiono a Valdagno dopo essere caduti nel torrente Agno, stavano aiutando i soccorritori. Vedremo se ci sarà qualche altro collegamento in attesa che si dia la conferenza stampa in diretta del Presidente Zaia. Un'ondata di maltempo con piogge eccezionalmente forti, molto intense, 150 mm caduti a Valli di Pasubio, che è un'altra delle località colpite in pochissime ore. Diciamo che il ponte a Valdagno è crollato alle 8 di sera, ma ovviamente il torrente Agno era in piena già da diverso tempo, per cui quella è stata la parte più grave di questa ondata di maltempo, il danno più grave, ma poi, come vi abbiamo detto, tanti smottamenti, frane, alberi divelti da un vento fortissimo. Guardate le immagini, qui siamo ovviamente a Valdagno, questo è l'Agno in piena, con l'acqua che è tracimata all'interno del paese. Ovviamente tante abitazioni al pian terreno sono finite sott'acqua. Io credo che potremo dare altre notizie tra poco, ma nel frattempo cerchiamo di capire anche se c'è già una conta dei danni, se lo stato di calamità che probabilmente annuncerà il Presidente Zaia potrà in qualche modo consentire ai territori colpiti di avere a disposizione delle risorse. Rivediamo la tromba d'aria del Veronese, vediamo le immagini della tromba d'aria che praticamente ha attraversato i cieli di Verona l'altra sera, ieri sera, e ovviamente c'era molta preoccupazione perché, vedete, guardate queste immagini, davvero una situazione che ha fatto temere il peggio, perché sovrastava una zona residenziale e quindi si temeva che potessero esserci dei danni molto gravi. Vediamo anche altre notizie che sono arrivate adesso. C'è stato un gravissimo incidente stradale all'alba a Fontaniva. Qui non si tratta di maltempo, ma ovviamente oggi alterniamo il maltempo agli altri fatti di cronaca. Ci sono stati 2 feriti
Il più grave, un giovane ventenne che stava camminando lungo la strada ed è stato investito. Vediamo. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova il giovane nato a Cittadella investito da un'auto mentre a piedi percorreva via Fratta Fontaniva. Erano le 5 quando il ventenne è stato investito da una Fiat Grande Punto condotta da un 27enne di Cittadella che stava rientrando dal lavoro. Il buio dell'alba, l'ora in cui non ti aspetti di trovarti qualcuno per strada. Sotto shock il 27enne ha raccontato ai carabinieri del radiomobile di Cittadella di esserselo trovato davanti, di avere fermato l'auto e chiamato i soccorsi. È stato proprio il 27enne infatti ad aiutare il ventenne che è ricoverato per politraumi. In aiuto dei due anche un automobilista di passaggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM e i carabinieri. Oltre al ventenne, il 118 ha soccorso il conducente dell'auto che è stato colto da un malore ed è ricoverato sotto shock all'ospedale di Cittadella. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Allora andiamo in diretta nella sede della Protezione Civile di Marghera, c'è il presidente Zaia che ha appena iniziato a parlare. Sentiamo. È innegabile che la situazione sia tragica perché due persone che perdono la vita in quella maniera, padre e figlio, in quel di Valdagno con lo sfondamento del ponte dei Nori, quindi questo ponte obliquo. Io ho parlato anche con i sindaci stamattina, è sicuramente una tragedia. I due corpi sono stati trovati, come sapete, li hanno trovati, io ho avuto comunicazione dei vigili del fuoco e dico che questo fortunale, questa piovosità che abbiamo avuto in queste ore, purtroppo passerà alla storia per la perdita di queste due vite umane. Detto questo, dopo io volevo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, a iniziare dal Sole Bottacinque, ha seguito tutta la notte di persona in presenza nelle diverse località. Vi ricordo sono stati colpiti Cornedo Vicentino, Valdagno, Arzignano ed altri comuni. Abbiamo qua la lista: Trissino, con il quale sindaco, con il quale ho parlato anche stamattina, Brogliano, e Requaro per la piovosità. Abbiamo avuto una piovosità forte. Abbiamo raggiunto i 200 millimetri, in alcune realtà ho visto anche superata 2,34 e devo dire che al di là dei singoli, delle singole criticità con le persone da evacuare, gli isolamenti, le cinquantine di persone di Cornedo, eccetera, dopo la Sora vi spiegherà, vi parlerà, il vero tema è che ancora una volta dobbiamo dire che le nostre opere hanno funzionato, perché se pensate stiamo parlando dei bacini di laminazione, è entrato in funzione Montebello, sono tutti più o meno, ne parlavamo prima con l'assessore, che si stanno ancora riempendo, cioè quindi c'è ancora capacità di invaso. Montebello è un bacino da 6 milioni di metri cubi, più o meno? Di più, adesso con l'ampliamento arriva a 9. Sì, ma no, oggi effettivi abbiamo sui 6 milioni di metri cubi, 3 milioni e 8 Caldogno, 3 milioni e mezzo Trissino, e una milionata l'altro Lorolo, che ha invasato pochissimo, però c'era. Quindi l'idea è questa: se non avessimo avuto i bacini sarebbe stata un'altra tragedia. Le preoccupazioni quali sono? Perché poi queste tragedie ci impongono anche dei bilanci. Le preoccupazioni sono rispetto al fatto che noi abbiamo bisogno di fare ancora opere idrauliche, noi abbiamo almeno 1 miliardo di euro di opere in canna che potremmo fare se avessimo le risorse, e ne abbiamo realizzate tante perché abbiamo fatto più di 3.000 cantieri dal 2010 ad oggi. Vi ricordo che noi quell'alluvione 2010 con 235 comuni alluvionati e 10.040 famiglie e imprese sott'acqua è stata l'alluvione storica ed è stata anche l'alluvione che ci ha permesso di mettere a terra quello che è stato il piano Marshall, no? Che poi abbiamo implementato, che abbiamo seguito, il libro dei sogni, come diceva qualcuno, nel 2010, ma che poi porta alla realtà, porta a bacini come Musone dei Sassi, l'Orolo, Viale Diaz, la Colomberetta, a Monteforte d'Alpone e molto altro ancora. Fra l'altro abbiamo anche in attività anche il grande bacino di Prada dei Gai, altra opera per la quale abbiamo lavorato tanto. Quindi abbiamo da un lato opere, dall'altro la necessità anche di fare un'altra riflessione, perché davanti a queste piovosità ne viene fuori, sì, parliamo di cambiamenti climatici, di tutto quello che volete, ma abbiamo anche il tema delle piene storiche. Cioè noi abbiamo l'asta del Piave che ancora una volta per fortuna non è stata toccata,
la piena storica l'abbiamo avuta nel 1966, ma vi ricordo che resta prego? 1966 e vi ricordo che rappresenta ancora una grande fragilità, cioè noi non possiamo abbassare la guardia, perché molti dicono ma avete fatto le opere, no, le opere le abbiamo fatte sicuramente azzeccate in un'asta, diciamo, in un bacino idrografico che crea sempre problemi, è quello del Vicentino come voi vedete, no? Cioè, si parte da Recoaro, la Valle del Lagno eccetera, quindi Bacchiglione e Lagno, insomma i diversi fiumi. E dall'altro ovviamente ci sono delle parti del territorio per le quali noi siamo preoccupati, io ve lo voglio dire, perché il tema del Piave è un tema che ci preoccupa. Pensate che il Piave quando arriva a piene importanti, cosa arriva? 6.000? 5.000 metri cubi all'ora significa avere, immaginate un palazzo alto 5 chilometri, quindi 5.000 metri cubi al secondo, scusatemi, allora magari fossero all'ora 5.000 metri cubi al secondo, immaginate un palazzo alto 5 km che ha una base di 1 metro quadrato, cioè una roba folle la portata che riesce a raggiungere il Piave e noi non siamo in grado di contenerlo all'interno degli argini se non si fanno le opere. Ultimo aspetto, la fragilità degli argini, cioè noi abbiamo un territorio che è costituito da fiumi pensili, no? Che sono tutti fiumi che corrono al di sopra del piano campagna molto spesso e quindi abbiamo questa immagine del Veneto degli argini, no? Ma gli argini, noi abbiamo visto nel 2010, abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali nel 2010. Gli argini sono il vero punto di debolezza del nostro sistema idraulico. Gli argini è difficile che noi abbiamo alluvioni per sormonto arginale, no? Che abbiamo superamenti del sormonto arginale. Noi abbiamo spesso sfondamenti arginali, come è accaduto l'ultima volta, ne parlavamo anche prima con l'assessore, non so, il campo San Pierese piuttosto che Zimelle, insomma lo sfondamento arginale. E perché gli argini se ne vanno? Intanto sono migliaia di chilometri di argini, ma il vero tema è che la manutenzione degli argini potrebbe essere, diciamo, abbastanza sostenibile se non avessimo la variante degli animali che fanno le tane negli argini, quindi il tema delle nutrie, il tema dei tassi. So che qualcuno si agita sempre rispetto a questo, ma io ho l'obbligo di ricordarvi che davanti a futuri eventuali sfondamenti arginali noi dovremo prendere atto che abbiamo questo problema e diaframmare tutti gli argini significa affrontare un lavoro per i tempi e per la spesa non affrontabile, cioè fare un diaframma, cioè mettere i pali al centro dell'argine, farsi le gettate in modo tale che ci sia un muro di calcestruzzo non visibile all'interno dell'argine, cioè un diaframma. Sarebbe la soluzione migliore, però oggi non è assolutamente affrontabile per la quantità di chilometri che abbiamo. Quindi approfitto nuovamente per dire che questo governo, a mio avviso, dovrebbe eleggere come prioritaria la spesa per la messa in sicurezza e quindi finanziare le opere per la diciamo, tutela del dissesto idrogeologico. Dico anche un'altra cosa e poi mi zittisco, passo la parola all'assessore. L'altra cosa che dico è che noi abbiamo questi 235 miliardi di euro del PNRR. Ecco, di questi 235 miliardi è ormai innegabile che ci sarà una buona fetta di questi 235 miliardi che non sarà messa a terra nei tempi prestabiliti. Abbiamo l'articolo 46 del trattato che ci permette la rinegoziazione. Se dessimo anche solo 1 miliardo ad ogni regione, sono una ventina di miliardi, ne resterebbero ancora 215 a disposizione per tutte le altre misure, per tutte le altre, diciamo, destinazioni. Cioè 1 miliardo a regione si riuscirebbe già a fare un grande lavoro. Questo è un paese che comunque su questo fronte deve fare una scelta strategica che noi sollecitiamo ogni volta che c'è un'alluvione, perché comunque è l'occasione per parlarne. Chiudo rinnovando le mie condoglianze alla famiglia che ha perso un marito e un figlio, quella signora che ha perso un marito e un figlio e comunque hanno perso dei cari, perché una tragedia come questa era impensabile, soprattutto anche la fatalità, no? Cioè che ti crolla la terra sotto i piedi, si crea la voragine. Ho letto che comunque il papà era un volontario, diciamo, di un'associazione di volontariato, probabilmente si stavano mettendo in strada per andare a portare anche il loro aiuto. Purtroppo il bilancio è di 2 cadaveri che abbiamo ripescato. Grazie, passo la parola a Bottacini. Lascio la sedia.
Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto anch'io mi unisco alle condoglianze ai familiari delle due persone decedute che peraltro ho visto anche stanotte a Valdagno al COC. E per me ieri è stata una giornata particolarmente complessa perché ho iniziato con i casini del Piemonte, perché sarei anche presidente di AIPO e quindi ieri in giornata abbiamo dovuto affrontare tutta quella situazione lì. La piana del Po in questo momento sta entrando in Emilia Romagna, ma nei prossimi giorni poi transiterà anche in Veneto, anche se non dovrebbe destare particolari problematiche. Nel tardo pomeriggio hanno iniziato delle precipitazioni molto localizzate proprio nella Valle del Lagno. C'era uno spostamento delle nubi che si andavano a concentrare proprio in quella vallata là in modo particolare, e ci sono state precipitazioni piovose che a Recoaro hanno superato i 200 mm nell'arco dell'evento, quindi nell'arco della giornata, ma abbiamo avuto 50 mm nell'arco di un'ora nel tardo pomeriggio, e anche a Valdagno oltre 160-170 mm dall'inizio dell'evento, ma 76 mm nell'arco di poco più di 2 ore, quindi sono dati considerevoli. Abbiamo registrato ieri sul ponte di Brogliano, dove abbiamo un idrometro, il massimo storico della portata del corso d'acqua del Lagno, con un livello di 2,73 e il record precedente era 2,14, 2,14 metri e 2,73 metri. Ovviamente noi abbiamo la sala operativa aperta H24, eravamo in contatto con l'ingegner Settin, che è il direttore della protezione civile. Non so se avete avuto modo di conoscerlo, perché prima c'era l'ingegner Soppesa che è andato in pensione, quindi oggi è un po' di anni che è con noi, era il vicario di Soppesa, però oggi è la prima uscita come direttore. Quindi ci siamo sentiti frequentemente durante la giornata e ieri sera ho raggiunto i luoghi dell'evento. I comuni più colpiti li ha ricordati il Presidente. Abbiamo allo stato attuale 7 persone evacuate a Valdagno e 3 famiglie isolate in comune di Trissino. A Cornedo c'era una frazione isolata ieri sera con una cinquantina di persone, però i volontari della protezione civile hanno liberato la strada questa notte e allo stato attuale il problema è rientrato. Sono ancora attive 15 squadre di volontari della protezione civile, sono 12 del Vicentino più una della provincia di Padova e 2 della provincia di Verona. Il ponte in questa fase io vorrei ringraziare tutti i volontari, tutti i sindaci che, essendo autorità locali di protezione civile, erano in campo e sono ancora in campo. Ringrazio le mie strutture, la direzione della protezione civile, ma anche il Genio Civile, in modo particolare quello di Vicenza, che sono sul posto, sul campo, perché il ponte è crollato dentro sul Lagno, il famoso ponte a cui è stato già fatto riferimento. Quindi c'erano dei sottoservizi che passavano sotto e soprattutto ci sono il materiale da sgomberare, perché ovviamente se dovesse piovere non sono previste precipitazioni rilevanti nei prossimi giorni, ma ovviamente vanno ripristinati gli aspetti idraulici del corso d'acqua. Stanno facendo i sopralluoghi lungo tutte le arginature, perché in alcuni punti ci sono stati dei cedimenti localizzati che vanno ripristinati. È normale, lo sottolineo, perché poi queste opere sono un po' come il casco per il motociclista, servono a evitare che si rompa la testa. Se il casco si rompe non è che non ha fatto il suo mestiere, ha fatto il suo mestiere, ha assorbito l'energia per evitare che l'energia si scaricasse sul cranio, e quindi se ci sono dei danneggiamenti vanno ripristinati al più presto e sono già attive le somme urgenze. Adesso usciremo, se non è già uscito, il bollettino che è riferito non tanto a previsioni meteo rilevanti, ma al transito dei colmi di piena, in modo particolare nella bassa padovana, perché l'Agno poi dopo attraversa tutta la bassa padovana, quindi per il problema che diceva il Presidente
del rischio sfondamento arginale è bene mantenere il livello di attenzione alto, anche se, ripeto, stiamo facendo tutte le verifiche del caso e si interviene in somma urgenza. Noi abbiamo 5.000 km di argini in Veneto in gestione, quindi capite che è una quantità rilevante e oltre al fatto delle risorse io aggiungo anche che sarebbe necessaria una semplificazione normativa, perché se per tagliare un po' di piante sugli argini ogni volta arrivano denunce, non ce l'ho con i comitati, per carità, ognuno fa il suo mestiere, però insomma un po' di semplificazione, l'ho detto anche martedì che ero a Roma al ministro Pichetto Frattin, è necessaria, perché sennò siamo il paese che interviene solo dopo l'emergenza e invece serve un po' di semplificazione normativa prima. Tenete presente che i bacini di laminazione hanno fatto il loro mestiere, anche loro come anche gli argini, però non è che non siamo intervenuti, siamo intervenuti solo sui bacini di laminazione, perché se abbiamo messo a terra 2 miliardi di euro di opere, i bacini di laminazione cubano quelli già realizzati circa 500.000, quindi un quarto. Il resto sono tutti interventi, come dicevo prima, diffusi sul territorio. Diaframmature, consolidamenti arginali, pennelli, briglie, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma sono stati fatti interventi diffusi in tutto il territorio del Veneto. 2.500 cantieri negli ultimi 5 anni, una cosa che è difficilmente riscontrabile, anzi impossibile, perché ho fatto la verifica da altre parti. Io non avrei altre cose da aggiungere, se non che noi cerchiamo di fare il nostro mestiere al meglio che possiamo, ovviamente con tutti i limiti che ci sono dati appunto dalle risorse economiche e dalla complicazione, diciamo, burocratica, fermo restando che, ripeto, queste sono opere, io dico purtroppo, che quando fanno il loro mestiere non si vedono, quando non fanno il loro mestiere allora si vedono, no? È chiaro che, come ha detto il Presidente, se non fossero stati realizzati quei bacini di laminazione, quell'acqua che in questo momento è dentro i bacini di laminazione sarebbe in mezzo alle case. Scantinati. E quindi insomma penso che se vengono utilizzati ogni volta bisogna sempre pensare al fatto che tutti quei metri cubi, stiamo parlando di milioni di metri cubi d'acqua, si sarebbe riversata nei centri abitati, nelle abitazioni, nelle aziende, e quindi quando vedete che apriamo il bacino di laminazione vuol dire che stiamo evitando un'alluvione. Quindi è un passaggio che non è marginale, per una volta fate la notizia anche su questo, insomma. Basta? Non ho altre cose. Io avrei una roba da aggiungere, Paolo. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che ho dichiarato lo stato d'emergenza, quindi siamo alla dichiarazione dello stato d'emergenza e i sindaci, che sono sempre efficienti, lo hanno dimostrato anche questa notte, e l'assessore li ha incontrati tutti, io li ho sentiti al telefono, ho seguito al telefono stanotte sentendo l'assessore via messaggio e il dottor Marchesi che mi informava anche lui. I sindaci saranno parte diligente nel raccogliere diciamo, il censimento dei danni, quindi questo è un passaggio fondamentale. È bene ricordare, lo ricordava prima in parte l'assessore Bottacin, veronese significa anche zona del Garda che hanno avuto problemi, più che altro perché per dare un segnale anche a loro che raccolgano anche da quelle parti, perché lo stato d'emergenza sono messi dentro anche quei comuni. Poi vi daremo la lista, vi daremo tutto, in maniera tale che è una lista aperta, quindi non veniteci a dire manca un comune, manca una via, manca un borgo, perché è una lista aperta e la procedura è sempre la stessa, nel senso, se si fanno opere, lavori, se li pagate direttamente, conservate, diciamo, gli scontrini, insomma, le ricevute, quello che è, si faccia documentazione fotografica. Oggi insomma è facile con un telefonino fare un po' di foto, ma in modo tale da cristallizzare la situazione, diciamo, del danno. Dopodiché i comuni raccoglieranno, secondo la procedura, diciamo, le diverse dichiarazioni, cercheremo di fare una contabilità dei danni. Ecco, vorrei senza accostare, cioè nel senso, noi abbiamo avuto 2 persone che hanno perso la vita e loro poveri, cioè, per la dinamica di andare a mettersi a disposizione, hanno perso la vita. Però vorrei fare appello ai cittadini di star distanti dagli argini, dai ponti, e ripeto, nulla a che vedere con quello che è accaduto a questi signori, non stavano lì a ciondolare e guardare l'acqua che passava sotto il ponte, che sia chiaro,
però è l'occasione per ricordare che anche il ponte più sicuro magari crea un sifone, cioè si spolpa, si disintegra, e quindi appello ai cittadini, perché vedo ancora immagini, soprattutto anche da parte vostra, quelle che inviate o vengono inviate dai filmmaker diciamo di casa nostra, che magari fanno dei filmati con i telefonini, anche ieri sera ho visto, e vedi le onde, cioè dei fiumi che sono diciamo fiumi che sono ingrossati, impazziti, e vedi i cittadini che sono lì a fianco che fanno i filmati. Attenzione, perché uno sfondamento arginale vuol dire ritrovarsi tutto il fiume in faccia, e quindi star distanti dai ponti, dai passaggi, star distanti dagli argini, perché per avere un filmato poi si rischia di perdere la vita. Ripeto, nulla c'entra con quello che è accaduto ieri. Se avete domande, prego. Volevo chiedere all'assessore se ci fa. No, li lascio a posto, mettete qua. Se ci fa un minimo di riassunto di che cosa si sta facendo sui grandi bacini, quindi da proprio di Montebello, tra dei gai, il minimo di tempi, così. E l'altra cosa che volevo chiedere però è questa, proprio sui fenomeni lettalmente molto intensi, come è successo sulla Venale l'anno scorso, come è successo sull'anno ieri. I bacini si sono aperti, ma se ho capito bene erano quelli a valle, il tutto è successo un po' più a monte, per cui c'è questo tema di, ad esempio sulla Venale si sta intervenendo con altre due casse tra le due che ci sono, no? Una a nord e una a sud, come a dire che serve quasi un presidio puntuale. Tutto questo lavoro, che evidentemente ha dei costi esorbitanti, intreccia anche la rete tra regione e immagino consorzi di bonifica. Ci spiega un po' meglio se anche questo è un altro aspetto dei grandi bacini? Allora, i grandi bacini, come dire, che stiamo realizzando adesso sono l'ampliamento di Montebello, lo portiamo a 9 milioni di metri cubi, ma non solo, diventa anche promiscuo, nel senso che adesso si occupa solo dei colmi di piena del Lagno e dopo invece può andare a recuperare anche i colmi di piena dell'altro corso d'acqua che si trova in zona. Pradeigai, partirà Pradeigai, finalmente parte Pradeigai, che è un bacino particolarmente importante per il bacino di Livenza e strategico per il bacino di Livenza. Scusa Paolo, su Pradeigai cioè il ritardo non è nostro, che ce lo siamo persi per strada, ma c'è stato un problema giudiziario non irrilevante, ricordo. Era stato fatto l'appalto integrato, la gara per l'appalto integrato, quindi appalto integrato vuol dire sì, parecchi anni fa, per la progettazione e realizzazione dell'opera. L'appalto integrato era possibile all'epoca. Qualcuno è entrato e è riuscito ad aprire la cassaforte dove erano conservate le offerte, e quindi di conseguenza abbiamo fatto la denuncia, tutto quello che era necessario, ma siamo dovuti ripartire. Nel frattempo era cambiato il codice appalti, non si poteva più fare l'appalto integrato, quindi è stato fatto l'appalto per la progettazione, e fatto l'appalto per la progettazione è stato fatto l'appalto per la realizzazione. Okay? Quando io dico le complicazioni delle cose, insomma, è anche legato al fatto che poi dopo ci possono essere dei ricorsi, l'impresa che perde che fa ricorso e così via. Però adesso siamo arrivati alla conclusione, il lavoro è assegnato, la progettazione è stata fatta, quindi il bacino può essere realizzato. Guarda, non ho la tabella, parecchi, non ho la tabella qua, e francamente dopo 30 ore che non dormo non sono neanche proprio così lucido. Però 30 ore si lucido. Sì, ma penso sia il bacino più grande Pradeigai. Sì, al netto del Piave. Sono là, comunque stiamo parlando di decine di milioni di metri cubi. Poi si parte con Vighizzolo d'Este, anche lì un aspetto strategico perché interessa la bassa padovana. Oggi usciremo col codice arancione, mi pare che sia, perché nel momento in cui si scaricano i bacini di diramazione a monte bisogna tener conto che a valle aumenta il rischio di possibili crolli arginali, rotte eccetera, quindi teniamo il livello più alto. Con quel bacino ovviamente si riduce in maniera importante il rischio. Poi si continua, poi sapete che è in corso di progettazione il bacino sul Piave, viene gestito dall'autorità di bacino distrettuale, quindi so che è in corso la progettazione, dopodiché ci sarà la gara appalto, l'assegnazione e così via. Mano a mano che ci danno i soldi, sì, poi c'è quello di Sandrigo Breganze anche che parte,
e quindi insomma si continua a realizzare queste opere. Nel frattempo continuiamo a fare anche diaframmature ed altri interventi di questo tipo. Adesso non mi ricordo più la domanda però. No, tutta la parte delle piccole casse di espansione. Sì, allora, ecco, spieghiamo anche come funziona la gestione della rete idraulica in Veneto ma anche in altre regioni. Allora, i corsi d'acqua principali sono in gestione del genio civile, dei 7 geni civili. I corsi d'acqua minori invece sono in gestione ai consorzi di bonifica in pianura e ai nostri servizi forestali in montagna e pedemontana. La Venale è un corso d'acqua minore ed è in gestione al consorzio di bonifica, okay? Per fare un esempio, mentre invece, perché la Venale è uno degli affluenti del Musone dei Sassi, il Musone dei Sassi è in gestione nostra, il bacino che abbiamo realizzato a Riese invece quello l'abbiamo realizzato noi come regione. È chiaro che l'idraulica è una roba complicata. Io mi sono fatto 1 ora e 45 di orale in idraulica, quindi me la ricordo bene. Ovviamente non c'è una ricetta unica, come dicevo prima, no? Cioè non è che fai il bacino di laminazione e hai risolto il problema, devi fare tutti interventi anche puntuali. In montagna i bacini di laminazione non ci sono neanche gli spazi, allora fai delle briglie di contenimento, puoi fare delle traverse, puoi fare altri interventi che noi stiamo cercando di mettere in atto. È evidente che quando ci siamo dotati nel 2010-2011 del famoso piano che viene denominato piano dal PAOS, lì c'erano miliardi di euro di opere che comprendono non solo i bacini di laminazione ma anche tutte queste opere. Noi stiamo correndo per realizzare queste opere, non abbiamo ancora concluso perché se manca ancora più di 1 miliardo vuol dire che abbiamo fatto 2 miliardi e passa, ma non è ancora concluso, quindi ci sono ancora dei punti che devono essere raggiunti. Poi c'è l'altro grande tema che è quello delle reti meteoriche, i famosi tombini, no? Ogni volta bisogna pulire i tombini. I tombini cosiddetti, adesso uso questi termini per capirsi, sono stati dimensionati in periodi in cui non esistevano quelle che voi chiamate bombe d'acqua, cioè i forti nubifragi in archi temporali limitati. L'anno scorso non pioveva in nessuna parte del Veneto, a Nervesa, solo lì, ha fatto 100 mm di acqua in un'ora. Il record precedente era 52, ok? Con 100 mm c'è una quantità doppia rispetto al record precedente, i tombini non reggono più. Tanto è vero che il dimensionamento dei tombini, oggi la normativa di dimensionamento dei tombini andrebbe adeguata ed è una cosa che io ho sollecitato più volte. Non è una competenza della Regione, però credo sia necessario intervenire anche lì, perché i tombini evidenzieranno questo aspetto. Lo dico perché il professor Marani dell'Università di Padova, che è il referente del corso di ingegneria del rischio idrogeologico, peraltro in inglese, a Rovigo, anche questo mi sembra una cosa che vengono da tutto il mondo a frequentarlo, ha evidenziato che l'incremento di temperatura media stato in Veneto agisce soprattutto su questi fenomeni, cioè sui fenomeni molto localizzati e molto brevi nel tempo, ma che possono dare problematiche da questo punto di vista. La sua ricerca c'è sul nostro sito di ARPAV, l'abbiamo fatta in collaborazione con loro ed evidenzia questo aspetto. Quindi anche chi gestisce le reti meteoriche, quindi le amministrazioni comunali e i servizi idrici integrati, stanno lavorando su questo fronte perché ovviamente diventa sempre più urgente. Ultimissima, se posso, velocissima, sul tema delle allerte. C'è stata un'allerta gialla in zone in cui non è successo nulla, per cui ci si arrabbia, ecco, abbiamo tirato fuori le paratie, chi le ha prese, chi le ha comprate. C'è stata l'allerta gialla, ad esempio, nel Veronese, e qualcuno ha protestato, ma la volevamo rossa, non eravamo preparati. Comunque si preveda tendenzialmente c'è qualcuno che ma sempre, poi dopo sapete, bisogna anche saperli leggere i bollettini. Perché l'allerta gialla non vuol dire che non succede nulla o succede qualcosa di soft, vuol dire che può succedere anche qualcosa di molto rilevante ma localizzato. Dico può succedere perché voi siete esperti più di me della lingua italiana, la parola previsione è diversa dalla parola certezza. La parola previsione prevede dei margini di errore.
Quando è stato fatto il nuovo codice della protezione civile nel 2018 ho insistito perché fosse inserito in quel codice la parola probabilistico, in modo da spiegare bene anche a chi poi lo deve far applicare e rispettare quel codice che non vi è certezza nel momento in cui si fanno le previsioni. Abbiamo investito molto come ARPAV, perché è l'ARPAV che fa le previsioni meteo, sull'implementazione di modelli sempre più precisi. Però le previsioni, il margine di errore lo presentano e lo presenteranno sempre, e poi bisogna saper leggere i bollettini. Allora lasciamo qualche minuto la conferenza stampa del Presidente Zaia insieme all'assessore Giampaolo Bottacin dalla Protezione Civile di Marche. Andiamo a Brogliano perché c'è in diretta Daniele Garbin con il sindaco. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, confermo siamo a Brogliano, con me Dario Tovo, il sindaco di Brogliano. 10 minuti fa eravamo proprio a Fondovalle dove c'era il torrente Agno che aveva travolto e distrutto una seconda bretella proprio nel ponte centrale. Eravamo in corso i lavori intanto e noi ci siamo spostati nel frattempo perché la seconda emergenza, anzi che questa notte appena trascorsa, è stata quella che vi ha preoccupato di più. Alle nostre spalle parlano da solo le immagini di che cosa è successo e che ha tenuto veramente col fiato sospeso almeno una decina di famiglie. Sì, purtroppo giù abbiamo visto i danni che fa l'acqua in pianura, qui vediamo i danni che fa l'acqua in collina. Sono tutte strade collinari ma che servono famiglie e ivi residenti, e la forza d'acqua che si è infilata sotto il manto di asfalto ha distrutto tutta la strada. Noi stiamo intervenendo e spero già tra oggi e domani renderla transitabile, togliendo tutto l'asfalto e mettendo un agglomerato di materiale ghiaioso, però quello che abbiamo bisogno noi come piccoli comuni è anche quello di avere qualche ristoro da parte degli enti superiori, perché non ce la facciamo a gestire un territorio così vasto in capo ai piccoli comuni. Gli eventi sono sempre più frequenti, i danni sono sempre maggiori e quindi speriamo che ci arrivi qualcosa dalla regione o dallo Stato. Sì, non a caso rompiamo proprio dopo la conferenza stampa del Presidente Zaia. Ecco. Mi fa piacere, ecco, Zaia è sempre stato molto attento a noi piccoli comuni e spero che anche ci dia una mano a poter trovare le risorse necessarie per sistemare, anche se queste non sono centinaia di famiglie ma sono piccoli nuclei, però ci vivono, ci abitano e hanno diritto anche loro di transitarvi. Anche perché sono segnali preoccupanti, le diceva era un po' di qualche anno che non succedeva un fatto del genere, neanche le scorse volte, questa volta è toccato, avete detto 50 mm di pioggia nel meno di un'ora. Sì, ci è stato comunicato 50 mm in un'ora, sono tantissimi. D'acqua veramente molto molto elevata. Questa ci è toccata a noi, le altre volte purtroppo ha toccato ad altri comuni, questa volta siamo stati seriamente colpiti. La nostra intenzione è quello di cercare di rendere entro breve, cioè entro domani, tutte le strade transitabili, ma ovviamente solo un ripristino temporaneo che consente il transito. Ecco, proprio questo, siete preoccupati in questo momento, parlano di una sola tregua, insomma qualche giorno, forse per Pasqua speriamo, ma guardando avanti. Beh, noi sindaci ormai quando che piove non dormiamo più la notte, è ovvio che ci preoccupa. Che dobbiamo fare è cercare il più possibile di rendere transitabili le strade per permettere ai cittadini di spostarsi. Speriamo che questi siano eventi veramente rari, perché una quantità d'acqua così mi dicono che non era mai caduta nelle nostre zone. Ecco, allora Grazie Daniele, grazie a Daniele Garbina, sindaco di Brogliano. Torniamo alla conferenza stampa di Zaia e Bottacin e poi andremo con altri collegamenti. Sentiamo. No, uno. Quindi è tutto aperto, tutto a posto, si transita, ma non sia mai. È proprio, sono due ponti vicini, uno all'altro, sono distanti 30 metri, quindi il Lagno si può attraversare in quel punto senza nessun tipo di problema per la via principale, che è la strada provinciale. Quello più vecchio è quello che è crollato. È stato fatto immediatamente a valle il ponte nuovo ed è rimasto anche quello vecchio, okay? Che era transitabile. Si è capito, assessore, perché è crollato? Cioè, se ci sono responsabilità dovute al fatto, o se invece ci sono... Andiamo di nuovo in diretta con i nostri inviati. Vanessa Banzato credo che abbia delle testimonianze sempre dalla zona di Recoaro. Vanessa, se ci sei,
vai pure, sei in diretta. Ci sono, direttore, e mi trovo assieme a Renzo Sandri, che abita proprio in questo borghetto, Contrada Sandri, qui a Recoaro. Chiedo ad Alessandro Costacurta di riprendere intanto questa montagna di massi che è scesa a valle a causa proprio della pioggia fortissima di ieri. Signor Sandri, quanta paura avete avuto? Purtroppo abbiamo avuto un po' di paura, sì, perché non ho mai visto una cosa del genere. Ecco. Eravate isolati voi? Sì, Non potevate più uscire né niente? Perché ci hanno bloccato le macchine e tutto dentro in garage. Basta. Non c'è altro da dire, perché una cosa così mai vista. No? Certo è che davvero, se c'era una persona qui davanti al garage, senz'altro che è stato davvero pericoloso. Sì. Comunque per fortuna non c'era nessuno e basta. Senta, il comune è passato per fare i sopralluoghi? Sì, ieri sera la protezione civile è venuta qua alle 10 della sera e stamattina il comune è venuto a vedere cosa si può fare, insomma. Ecco, ci racconta un po' come è successo, come vi siete accorti? Perché l'acqua ha cominciato a crescere sempre un po' di più e dopo è tutto un colpo è venuto su tutta questa cosa, insomma. Quindi avete sentito un boato tremendo? No, neanche tanto rumore, però l'acqua alta e il materiale e dopo è sempre di più, insomma. Poi l'acqua è scesa a valle mentre le pietre sono rimaste? Era stato qua e dopo continuavano giù nella statale, insomma, in paese. Non c'è tante cose da dire, comunque qua si vede cosa è successo, insomma. Voi completamente bloccati in casa e c'è da dire, non è la prima volta, o sì, che succede una cosa del genere? È successo ancora, ma tanti anni fa, ma una cosa così mai successa, mai. No. Adesso quando è che verranno a liberare questa parte? Penso che vengano il pomeriggio, dicevano il pomeriggio, portare via un po', manco il più grosso. Quante famiglie sono rimaste bloccate? Qua tre famiglie e dopo 4, comunque nella strada si poteva anche passare, ma eravate insomma bloccati in casa. Insomma, direttore, hai visto anche, soprattutto nei piccoli borghi, magari quelli più periferici, i disagi sono stati tanti, quelli che ha provocato questa ondata di maltempo che nel giro di un'ora, tra le 18:30 e le 19:30, ha creato davvero tutto questo scompiglio in paese, anche qua a Recoaro e nelle frazioni. Grazie Vanessa Manzato, vediamo di poi raccogliere altre testimonianze. Stasera nei telegiornali avremo tutto quello che ci sarà da dire per aggiungere notizie a quelle che abbiamo già dato. Torniamo alla sede della Protezione Civile di Marghera, conferenza stampa, punto stampa del Presidente Zaia, sentiamo. Ci aspettiamo dalla dottoressa, sì, non è ingegnere, no, dottoressa. La dottoressa, cioè l'ingegnere è un'altra categoria. Sì. E dicevo, ci aspettiamo la dottoressa Colaizzi che si chiuda velocemente questa partita e lo dico in maniera, come si vede, costruttiva, nel senso che noi non la consideriamo una controparte, cioè l'autorità di bacino è un compagno di viaggio. Ovvio che adesso su Piave bisogna chiudere velocemente, noi abbiamo fornito il materiale, abbiamo dato il tema della progettazione, adesso ci diranno cosa vogliono fare. I tempi di realizzazione necessari dipende dalla scelta progettuale che faranno, però un bacino di laminazione ci vogliono anni per realizzarlo. prima si passa. Meglio. Sì. C'è una cosa manca, Manca la scelta progettuale, perché noi abbiamo oggettivamente dato più varianti progettuali, o diciamo più idee progettuali, e quindi scelta l'idea progettuale, poi bisogna partire. Stiamo parlando di protezione civile, qual è la trattativa con il governo, con il Ministero sulla protezione civile? Quindi una materia da... È un punto che stiamo lavorando una bozza finale, sulla quale stiamo ovviamente cercando, i nostri tecnici stanno cercando di capire quale possa essere il punto di caduta, ma ad oggi non abbiamo nulla da darvi, però posso garantirvi che si sta lavorando una bozza finale. Ma le risposte dei ministeri sono arrivate? Tutte. Quindi c'è
sono osservazioni che vanno sentite da parte dei nostri tecnici. Le regioni portano avanti delle istanze e i tavoli tecnici saranno per portare avanti queste istanze. I ministeri ad oggi posso dirvi che hanno risposto a tutti rispetto Molto di recente però. Sì, sì. Il ministro Calderoli ha confermato che la risposta dei ministeri non ne attende più rispetto, diciamo, alle singole posizioni, no? Però c'è da rimodificare la bozza, quindi non... No, se si lavora è una bozza in progress, nel senso che si lavora. Se voi aveste avuto l'autonomia oggi con questa emergenza, cosa sarebbe cambiato rispetto all'inizio? Ma guarda, se l'avessimo avuta 20 anni fa, cioè, avremmo tutt'altro portafoglio di opere realizzate. Lo diceva prima l'assessore, pensate solo dal punto di vista dei vincoli e della possibilità di fare ordinanze in deroga, di intervenire su tante robe, cioè, pensate solo al tema vincolistico. Cioè, voi sapete che i greti dei fiumi sono aree dove l'attività di vincoli è assolutamente elevata, cioè sono delle aree protette, ormai pensate il Piave viene vissuto come un parco naturale, cioè quello vabbè che sembra quasi un torrente perché si svuota, no? Però la verità è che quello è un greto di un fiume. Scusa? Gestione dei rifiuti. Ah beh, certo. Oltretutto sì, nelle escavazioni abbiamo anche l'altro problema, pensate anche ai bacini di montagna, il grosso problema, quelli ad esempio idroelettrici, cioè hanno una capacità di invaso del 50%, anche meno ormai. In alcuni casi anche tanto meno del 20%. Vuol dire che il resto invece di avere acqua hanno detriti. Qui i detriti uno dice, li draghiamo, li portiamo via, ma non sono ghiaia normale. Sono rifiuti speciali e quindi hanno tutt'altro canale e costano per le smaltire, bisogna portarle in discarica per capirci. L'Agno adesso, intanto l'Agno che questa notte ha nel giro di poche ore ricevuto tantissima acqua, è esondato, guardate cosa ha fatto, che vi preoccupa? No, come allora, come dicevo prima, l'Agno ha retto all'impatto utilizzando anche due bacini di laminazione, Trissino e Montebello. Ovviamente a monte ci sono stati anche delle esondazioni che, devo dire, l'Agno comunque ha contenuto abbastanza bene la piena, perché ripeto abbiamo trovato il record assoluto 2,73 m, non era mai successo che l'Agno arrivasse a quel livello. Infatti, poi forse se avete visto anche qualche video c'è qualcuno che commenta sotto, dice l'Agno non l'ho mai visto così, no? Quindi l'Agno sostanzialmente ha avuto qualche problema, però di fronte a una piena che non era mai accaduta. Oggi noi stiamo verificando, l'ho detto prima, con i nostri tecnici e Genio Civile, tutte le arginature dell'Agno per vedere se ci sono stati cedimenti, se ci sono stati dei sormonti localizzati per poter intervenire in somma urgenza. In alcuni casi ci sono già le imprese che stanno lavorando. Sì, no, DGR 19 per lo stato d'emergenza, se vi serve il numero il numero del DGR. Allora apriamo un'altra finestra durante il punto stampa di Zaia e Bottacin, perché è stato davvero un terremoto nella protezione civile in Friuli Venezia Giulia per il caso del sindaco di Preones, Andrea Martinis, che è stato rinviato a giudizio insieme al coordinatore della protezione civile dello stesso paese dopo la morte di un volontario che era stato mandato a svolgere un'attività proprio per ordine del sindaco. Rinvio a giudizio che ha scatenato delle reazioni di cui ci parla ora in diretta Omar Costantin, mi pare che ci sia lui, o sbaglio, o è un altro collega? Sì, direttore, sono io. Buongiorno agli amici anche di Rete Veneta. Ciao, abbiamo Omar, il presidente della comunità collinare. Sì.
Prego. Sì, oggi sono in triplice veste, come si dice in gergo tecnico. Allora abbiamo il presidente della comunità collinare del Friuli, Luigino Bottoni, e al quale subito chiediamo il perché di questa presa di posizione dopo la riunione avvenuta ieri sera proprio qui a Colloredo di Montalbano. Ma proprio qui a Colloredo di Montalbano perché in questa terra, in questo territori vicini, 50 anni fa, in occasione... Però scusi direttore, non ti avevo sentito, prego. Fai un cappello, riassumici il fatto, perché non tutti su Rete Veneta sono al corrente di quello che è successo. Certo. No, dicevo, c'è stato questo, giustamente come il direttore sottolinea, c'è stato il caso del rinvio a giudizio da parte del sindaco e del coordinatore della protezione civile di Preone per i fatti accaduti durante proprio un'ondata di maltempo che colpì la zona nel 2023. Purtroppo un volontario della protezione civile durante il suo svolgimento da volontario fu colpito da un albero e purtroppo morì. Da lì è partito tutto un iter giudiziario che ha portato al rinvio a giudizio del sindaco e del coordinatore della protezione civile. Questa è la legge, però quello che conta è che i sindaci dicono: noi non siamo datori di lavoro, ma bensì siamo persone che rappresentiamo il territorio, e soprattutto parliamo anche di volontari che prestano il loro tempo libero per aiutare il prossimo. Dunque questa cosa a noi non ci va bene. Roma risponde e dice: questa è la legge, dovete andare avanti così, e chiaramente una presa di posizione ci deve essere, no Presidente? Esatto, una presa di posizione che arriva da questo territorio che 50 anni fa ha visto nascere la protezione civile e che poi si è espansa a livello italiano durante il tempo del terremoto, era il 1976. Questo volontariato si è organizzato e ha dato luogo poi a quello che vediamo oggi. Però pensare che le attività e le opere di protezione civile si possano parificare alle attività commerciali, industriali, artigianali, per noi non può esistere, non può andare bene. Qui siamo e si opera in ambito emergenziale, ci devono essere delle leggi, delle norme che servono e che si adattano all'ambito emergenziale in cui la protezione civile opera. Anche perché la protezione civile è un presidio di sicurezza, è un presidio di ordine pubblico, è un presidio di tutela dei cittadini. Bisogna che i volontari abbiano la possibilità di agire con l'unico interesse, l'unico scopo, quello di salvare vite o di risolvere dei problemi. Se ci sono dei timori di carattere penale, a questo punto è chiaro che le attività devono essere sospese. Ecco, mercoledì, e poi ripassiamo la linea allo studio, ci sarà di nuovo l'incontro nella sede della Regione a Udine proprio con l'assessore Riccardi, che insieme al Presidente Fedriga è a colloquio con il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel caso ci fosse una seconda risposta negativa, qual è il vostro piano B o piano C? Ma noi siamo molto fiduciosi perché anche le indiscrezioni ci portano verso una presa di posizione di coscienza da parte delle autorità di Roma. Però se così non dovesse essere, noi siamo pronti a una mobilitazione ancora più pervicace, ancora più pervasiva, ancora più importante, perché certamente per noi non si molla, la protezione civile non si molla. Grazie a Luigino Bottoni, Presidente della Comunità Collinare del Friuli, e dal Castello di Colloredo di Montalbano è tutto. Linea di nuovo al direttore Luigi Bacciano. Grazie a Omar Costantini, invisibile, non l'abbiamo visto, il nostro inviato Omar Costantini dalla nostra redazione di Udine. Andiamo di nuovo al centro della protezione civile, le domande dei giornalisti a Luca Zaia. Montebello invasa 6 milioni di metri cubi, Caldogno che abbiamo realizzato ne invasa 3 milioni e 8, e Trissino che abbiamo realizzato ne invasa 3 milioni e mezzo, e poi l'Orolo con 1 milione di metri cubi. Sono i 4 bacini che sono entrati in funzione, non sono ancora pieni, il che vuol dire che quel polmone, quel serbatoio d'acqua che abbiamo lì nei bacini, altrimenti sarebbe finito nelle nostre piazze, negli scantinati, nelle aziende. Questo vuol dire fare bacini di laminazione. La dichiarazione dello stato di emergenza aiuta i sindaci anche per la conta dei danni, ma poi alla fine i ristori arrivano o no? Guardi, abbiamo uno storico che non è che ci faccia rallegrare, visto e considerato che abbiamo avuto molti eventi catastrofali in Veneto negli ultimi 2 anni, e devo dire che le liquidazioni sono state bassissime, e questa è una delle preoccupazioni. Forse è bene dire che a questo punto prendiamo atto che di soldi ce ne sono pochi per ristorare, investiamoli per prevenire, quindi facciamo opere, finanziamo opere. La protezione civile, com'è la bozza della materia? I tecnici stanno lavorando, i ministeri hanno risposto tutti all'appello del ministro Calderoli, adesso vedremo quali saranno le soluzioni. Grazie. È chiuso il punto stampa del Presidente Zaia con l'assessore Bottacin a
Marghera, e noi continuiamo ovviamente a raccogliere voci e reazioni sul territorio. C'è Valentina Visentini che è davanti all'azienda per la quale lavoravano le 2 vittime di questa ondata del maltempo, padre e figlio ritrovati morti nelle acque del Lagno. A te di nuovo, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo davanti alla sede della SITEC di Valdagno, azienda che era stata fondata proprio da Leone Nardon, era una sua creazione. Noi siamo riusciti a sentire pochi minuti fa un responsabile tecnico dell'azienda molto legato a Nardon e al figlio Francesco. Leone Nardon si era laureato in ingegneria a Padova, poi aveva creato questa azienda. Da quello che abbiamo ricostruito sembra che ieri lui stesse rientrando da Verona, dove aveva un'altra azienda. E vista la situazione molto critica qui a Valdagno, era passato qui nell'azienda, aveva preso una macchina e insieme al figlio era andato a vedere se c'era bisogno di dare una mano ai volontari della protezione civile, anche perché da quello che ci risulta l'azienda stava sviluppando un sistema di monitoraggio dei livelli di allerta proprio dedicato alle funzioni della protezione civile, quindi era una persona esperta, Leone Nardon, l'ingegner Nardon come qui lo chiamano qui alla SITE, che quindi insieme al figlio Francesco era andato a verificare sul Ponte Nori e vedere se poteva in qualche modo essere utile dare una mano ai volontari della protezione civile. Quindi quello che abbiamo saputo questa mattina fin dalle prime ore, ovvero che stavano cercando di dare una mano, è tutto confermato anche nella ricostruzione dei dipendenti che ovviamente sono sotto shock perché conoscevano e vivevano tutti i giorni sia l'ingegner Nardon che il figlio, che era cresciuto qui in azienda, come ci hanno detto, aveva fatto molti stage, stava studiando per continuare la professione del papà. Nardon lascia una moglie e altre 2 figlie che abitano poco distante da dove ci troviamo noi adesso. Ovviamente pochi dipendenti hanno voglia di parlare, però la testimonianza che abbiamo raccolto è davvero toccante e significativa di quanto fosse stimato Leone Nardon all'interno della sua azienda. Prima di venire qui siamo andati anche a vedere la situazione della frana in via Murri con 8 persone evacuate, è veramente impressionante il pezzo della collina di terra che si è staccato e che è scivolato giù, frenato in qualche modo dagli alberi che hanno protetto un po' le abitazioni che comunque rimangono a rischio. E siamo riusciti anche lì a sentire una delle persone che ci ha raccontato del forte boato che ha sentito ieri sera prima di vedere appunto la terra e i pezzi di terra scendere velocemente dalla collina verso la casa. Ma ovviamente il comune di Valdagno pensa in questo momento alla famiglia Nardon, al grave lutto che ha subito proprio nelle scorse ore. Se ci sono novità, direttore, vi chiediamo la linea, intanto può tornare allo studio. Grazie molte, grazie. Andiamo da Vanessa Banzatto, di nuovo a Recoaro, con la rabbia dei residenti. A te, Vanessa. Dagli operai del comune, ma la situazione era disastrosa. Decisamente, questa mattina avevamo una bella montagna di materiale qui, è stato scaricato dalla valletta là in cima, tra l'altro una valletta che non è nuova a questo tipo di problematiche, dato che questo è il 4º o il 5º anno che abbiamo problemi di questo tipo, per cui piogge abbondanti, improvvise, perché comunque quello di ieri è stato veramente un evento climatico eccezionale, che comunque dovremmo aspettarci sempre di più, visto il cambiamento climatico, anzi la crisi climatica, e ogni volta che succede porta giù, scarica moltissimo materiale. Quest'anno è stato decisamente peggiore, non abbiamo avuto soltanto il fango e la terra degli anni scorsi, ma anche molto più materiale pietroso, che oltre ad avere portato via con la forza dell'acqua la vecchia andiamo proprio a vedere, chiedo proprio ad Alessandro Costacurta se ci segue, perché così mostriamo, direttore, la forza dell'acqua cosa ha fatto.
Questa qui è la precedente pavimentazione che poi negli anni è stata asfaltata per rendere la strada più agevole. L'asfalto, come potete vedere, è stato completamente portato via dalla forza dell'acqua, che poi naturalmente è scesa, e abbiamo moltissimi danni anche in un campo coltivato lì sotto, se volete vedere, dove abbiamo avuto circa 20 cm di terreno che è stato completamente portato via dall'acqua. È rimasto soltanto lo strato sottostante, che era quello dove l'aratro non era arrivato in profondità, ma quel campo lì che era stato seminato la settimana scorsa adesso è completamente devastato. C'è rabbia tanta e c'è anche tanta amarezza. Decisamente, perché appunto sono anni che gli scienziati parlano della crisi climatica, che ci dicono che dobbiamo essere pronti. Sappiamo che questa qua è una zona comunque a rischio idrogeologico da moltissimo tempo. Sono consapevole del fatto che comunque il Comune di Recoaro può non avere la possibilità di intervenire dappertutto, però questo non è più un evento eccezionale che capita ogni tanto, è una crisi sistematica. Bisogna prepararsi, perché non si torna indietro dalla crisi climatica, bisogna abituarsi al fatto che ci sono questi eventi e che bisogna intervenire anche modificando quello che è il nostro pensiero. Non si può più pensare di tappare con il cemento, ma bisogna pensare in maniera sul lungo termine, in maniera scientifica, come affrontare questi problemi. Certo, che tra l'altro anche si parlava con altri residenti che dicevano, come appunto ha detto lei poco fa, non è la prima volta che succede, anche la Pasqua scorsa è successa la stessa cosa, ma così no. Di questa portata assolutamente no. Alle 4 di ieri pomeriggio la pioggia si è intensificata. Io venivo su da Padova, dall'altezza del casello di Montecchio Alte Ceccato era un lago. I fossi ai lati delle strade erano un tutt'uno con le vie di scorrimento. Lei ha vissuto praticamente proprio in diretta tutto quello che stava accadendo, quello che stava provocando il maltempo. Sì, c'è stato proprio venendo in su appunto lungo la Valle del Lagno, via via che procedevamo, perché la corriera fa da Padova a Recoaro, si vedeva l'intensificarsi di questo fenomeno. All'altezza della Ghisa c'era ancora presente la grandine, che probabilmente deve essere venuta giù nel pomeriggio. A Valdagno era già una situazione allarmante, con le volanti della polizia che avevano bloccato parte delle corsie della rotatoria dei Ponti Minori, dove dopo è anche crollato un ponte. Certo. E dove purtroppo poi abbiamo sentito, insomma, hanno perso la vita quelle due persone. Il sindaco, il comune è stato informato, abbiamo sentito anche poco fa il sindaco lo stesso diceva: noi siamo quotidianamente sulle nostre strade, sulle nostre vie, cerchiamo di essere vicini ai cittadini, ma abbiamo le mani legate, più di tanto non possiamo. Posso anche capirlo, comunque ci vuole una consapevolezza a tutti quanti i livelli, che dobbiamo prepararci e fare immediatamente, anzi siamo già in ritardo, fare immediatamente qualcosa, perché con questi eventi avversi dovremo viverci, non si torna più indietro. Insomma, una situazione tremenda. Qui appunto diceva pieno di fango, di terra, di acqua che ha allagato e portato via addirittura il cemento, direttore, quindi pensiamo soltanto alla forza che aveva, che ha avuto l'acqua in neanche un'ora alla fine, perché la parte più forte è durata un'ora circa. Sì, e anche questo qua è preoccupante, non tanto la quantità di acqua che scende, ma la quantità di acqua che scende in un tempo estremamente limitato. Direttore, da questo punto di Recoaro, insomma, sperando davvero adesso nel pomeriggio torneranno i tecnici del comune per liberare completamente il fango rimasto, le pietre rimaste che vanno a occludere la strada, il transito per chi vive in quella casa che praticamente non riesce al momento a raggiungere la sua abitazione. Di conseguenza al comune spetteranno questi ultimi lavori di sistemazione e poi vedremo davvero se si riuscirà a fare qualcosa, se anche il comune riuscirà a fare qualcosa per limitare questi danni tremendi provocati dal maltempo. Grazie. Da Recoaro ancora è tutto, direttore. Grazie di nuovo, grazie tra l'altro a tutti i nostri colleghi giornalisti e tecnici che hanno dato vita a questa edizione straordinaria. Lina Paronetto qui nella nostra sede San Biagio e Callalta, Christian Arboit, e poi tutti i nostri tecnici, registi Tony Esposito Allora scusate, vi mando delle immagini dei Vigili del Fuoco. Queste sono immagini che riguardano il recupero di una dei due corpi
dovrebbe trattarsi del primo recupero nei pressi, siamo quasi nei pressi del bacino di laminazione di Trissino, un corpo che è rimasto impigliato qui tra queste piante. I vigili del fuoco con anche l'ausilio di un elicottero l'hanno recuperato. Questo vedete ancora l'agno con davvero tantissima acqua. Adesso dovremo avere, sì, siamo in collegamento anche in diretta con Daniele Garbina. A te, Daniele. Sì, direttore, buongiorno. A proposito delle persone che sono state ritrovate del corpo, noi siamo a Brogliano, abbiamo riseguito a ritroso il corso dell'Agno, proprio l'abbiamo alle spalle. Siamo nel comune di Cornedo con il sindaco Francesco Lenaro. Sì, buongiorno. Ecco, proprio poi dicevo, parlavi delle vittime, siamo a 500 metri di distanza dalla loro azienda, la Simtech, proprio là in fondo, a 500 metri, ce lo ricordava in questo momento il sindaco che è sconvolto anche lui per questa notizia, perché proprio poco più a valle, qui siamo sulla ciclabile, l'Agno ha eroso talmente tanto la riva che ha proprio fatto frenare la parte della ciclabile, e non è l'unico punto, vero? Questo è il punto in questo momento più eclatante. No, non è l'unico punto, questi sono 50-60 metri di argine che è stato completamente eroso, la pista ciclabile è crollata. Adesso ho appena emesso l'ordinanza di chiusura di questo tratto di pista ciclabile, adesso con i tecnici stiamo verificando tutto il tratto di pista ciclabile da Valdagno fino a Brogliano per vedere se è in sicurezza e eventualmente emetterò nelle prossime ore un'ordinanza di chiusura completa. Ecco, l'invito che voglio fare alla cittadinanza è di non essere curiosi, di venire a tutti i costi a vedere queste macabre situazioni, di stare in sicurezza e lontani ovviamente dagli argini, perché anche noi adesso il tempo ci sta dando un piccolo spiraglio per poter visionare e rendercene conto, però le situazioni in giro per il territorio sono molte. Io questa mattina abbiamo iniziato prestissimo dopo una lunga notte che è finita alle 5:30, 5:30, alle 7-8 eravamo sul territorio per iniziare a monitorare le frane, che sono circa in questo momento una quindicina. E come restando proprio sull'Agno, lei diceva un attimo fa che veramente avete temuto il peggio, perché talmente si è innalzato in pochissimo tempo, diceva 20 centimetri e eravate proprio a rischio di esondazione, una parte la vediamo, dall'altra parte erano proprio a rischio queste case, queste aziende. Sì, dalle 6 di ieri sera, quando l'Agno era in una situazione di apparente calma, perché comunque 4 giorni di pioggia, era certamente ingrossato, ma nel giro di un'ora è arrivato a sfioro di tutti i ponti del mio territorio, a 20 centimetri dall'esondazione, e alle 8 meno 10 meno un quarto veramente ho temuto il peggio e eravamo tutti in apprensione sui luoghi, in centrale operativa, con le forze dell'ordine e con le famiglie soprattutto che abitano limitrofe all'argine dell'Agno. È stata una situazione che io non avevo mai visto a Cornedo, e poi mi è stata confermato dal centro polifunzionale che 50 mm di acqua in un'ora per metro quadrato sono scesi nel nostro territorio. La visita dell'ingegner Bottacin, dell'assessore, ieri sera alle 2 presso la nostra sede di protezione civile ci ha rincuorato e ci ha fatto capire della vicinanza delle istituzioni, e spero che sia poi, dopo passato il maltempo, una vicinanza veramente concreta ed anche economica. Senta, per esempio adesso vediamo degli alberi sul Greto, anche questa questione della manutenzione, adesso ovviamente c'è la conta dei danni, ecco, però può insegnare qualcosa? Qualcuno ha fatto notare che andava fatta manutenzione, era stata fatta, com'era qui? Deve insegnare qualcosa. 4 anni fa, dopo un lungo lavoro con il Genio Civile per aver pulito gli argini del torrente Agno per un'ordinanza, ho ricevuto un esposto della procura da parte di ambientalisti, da parte di animalisti che temevano per le specie che protette, ma poi questo è il risultato. Dobbiamo tenere puliti i nostri argini, dobbiamo tenere pulite le nostre rogge, e tutti gli enti interessati e competenti devono metterci tutta l'energia possibile, perché questo sarà un fenomeno
fenomeno che ahimè potrebbe essere più comune di quello che pensiamo. Senti una cosa, adesso c'è un momento di tregua, ovviamente si guarda al weekend e si vede la prossima ondata. Ecco, lei come passerà le prossime ore? Siamo vicino a Pasqua. Male come ho passato queste ore. È il nostro dovere essere in prima linea con gli operatori, con i volontari. Saremo qui, passeremo la Pasqua in allarme e in attenzione. Ecco, direttore, se c'è qualche richiesta, per il momento facciamo il punto, questa è la situazione, abbiamo anche accennato al problema degli smontamenti durante la notte, in questo momento è così, si naviga a vista praticamente, vero? Sì, stiamo navigando a vista. Continuiamo a ricevere le segnalazioni da tutto il territorio perché poi qualcuno si accorge anche all'interno dei boschi, delle rogge, delle valli cosa è successo stanotte. Siamo operativi H24 con la protezione civile, con gli uffici tecnici comunali, continuiamo a ricevere le segnalazioni, andiamo a verificarle e ovviamente purtroppo dobbiamo metterle in ordine di priorità partendo giustamente da quella che è l'incolumità delle persone e poi via via di quella che è l'aspetto economico dei materiali e dell'ubicazione. Ok, va bene, Sindaco, intanto grazie. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin della nostra redazione di Vicenza, grazie al Sindaco, primi cittadini sempre in prima linea e come avete sentito in Friuli Venezia Giulia addirittura vengono rinviati a giudizio per omicidio colposo nel caso venga a mancare in un incidente uno dei loro collaboratori. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Tony Esposito e poi torniamo subito, state con noi. E abbiamo chiuso l'edizione straordinaria di Focus TG dedicata all'ondata di maltempo, ovviamente altri particolari, tutte le notizie, altri servizi questa sera nei nostri telegiornali. Daremo conto di tutto quello che è successo soprattutto nel Vicentino. Adesso andiamo avanti con la cronaca, l'assalto di 2 banditi al supermercato Ins di Quinto di Treviso, sono fuggiti con un bottino di 650 euro e caccia ai malviventi. Andiamo in diretta a Treviso da Daniela Sizzia. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo proprio nella caserma di via Cornarotta dei Carabinieri, sono in compagnia del tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo. Buongiorno intanto comandante. Buongiorno e grazie a voi per quello che fate. Dunque è caccia questa auto, un'auto che è risultata rubata, 2 malviventi travisati con passamontagna armati di coltello che sono entrati in pieno giorno intorno alle 2 di pomeriggio al supermercato, hanno minacciato la cassiera e una dipendente e si sono fatti consegnare i soldi. Caccia a questa macchina, comandante, si sa qualcosa? Sì, allora come ha detto lei si tratta di una rapina fatta in maniera un po' insolita, soprattutto per quanto riguarda l'orario, le 2 del pomeriggio. Questi 2 soggetti sono entrati, hanno fatto irruzione in questo supermercato armati di coltello e con passamontagna, hanno portato via questi 650 euro. Poi sono fuggiti con questa macchina che abbiamo tracciato tramite i sistemi di rilevazione targa, il Targa System. Abbiamo scoperto che è una macchina rubata, ma non abbiamo ancora trovato il veicolo e quindi lo stiamo cercando attivamente. Ecco, quando sono fuggiti, comandante, hanno preso la direzione della tangenziale? Sì, da quello che abbiamo potuto vedere attraverso appunto il tracciamento della targa si sono spostati verso la tangenziale e adesso contiamo di restringere il campo delle ricerche per poter poi scoprire e fare tutti i rilievi del caso per vedere un po' di arrivare all'identificazione dei 2 sconosciuti. Ecco, fra l'altro sono state già acquisite tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza? Sì, certo, è ormai un metodo investigativo assodato. Le prime cose che facciamo è acquisire le immagini di videosorveglianza che ci consentono di acquisire quegli elementi investigativi che
possono consentirci, o speriamo ci consentano, di identificare i 2 autori del reato. Ecco, direttore, nonostante fossero le 2 di pomeriggio, fortunatamente, almeno questo, non c'erano clienti all'interno del supermercato, un supermercato fra l'altro dove davvero c'è sempre un via vai di clienti. In quel momento non c'era nessuno, ci conferma anche il comandante, però sentite la testimonianza del responsabile, del titolare della prosciutteria, che è un locale che si trova proprio a ridosso del supermercato. Abbiamo sentito le sirene, ovviamente eravamo in servizio a quell'ora là, quindi non abbiamo visto nulla, abbiamo sentito le sirene, qualcuno dei ragazzi ha visto i carabinieri là fermi, però in realtà siamo cascati dalle nuvole perché non sapevamo assolutamente quello che era successo. C'è un po' di preoccupazione. Beh, la zona è sempre stata soggetta, a noi è successo la fine dell'anno scorso che ci hanno rapinato, hanno sfondato la vetrina qua, insomma, quindi la zona è soggetta a questo tipo di problematiche. Purtroppo di giorno non è mai successo, la prima volta, devo dire la verità. Alle 2 di pomeriggio, insomma, c'è anche un via vai di persone, eppure sono davvero sfrontati i malviventi. Sicuramente, ripeto, è la prima volta che sento una cosa del genere qua in zona, ma in generale in tutto il circondario tra Paese e Quinto, quindi sì, fa preoccupare sicuramente. Tra l'altro, comandante, sta arrivando l'estate, quindi insomma problematica che si accentua perché la gente tiene le finestre aperte, insomma, e questo potrebbe complicare un po' la situazione. I ladri sono sfrontati, l'abbiamo visto, salgono ovunque. Sì, diciamo che come per quanto riguarda il periodo invernale, l'imbrunire diventa un momento topico abbastanza complicato per quanto riguarda i reati predatori, così per l'estate l'arrivo della bella stagione e il caldo, diciamo, ci portano a tenere le finestre e le porte aperte delle abitazioni, e questo è un comportamento che anche in un territorio diciamo tutto sommato sicuro come quello che può essere la Marca trevigiana sono comportamenti che se messi in pratica ci possono rendere vittime di questi reati che sono particolarmente esecrabili, e quindi ecco, invitiamo a fare attenzione e a tenere sempre le porte e le finestre chiuse. Grazie davvero, comandante. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di alcuni cittadini, di alcuni clienti, perché poi il supermercato è rimasto aperto nonostante la rapina, e ovviamente cittadini che sono preoccupati. Io vi lascio a queste interviste, poi la linea nuovamente allo studio. Dopo che ha sentito questa notizia, cosa ha pensato? Che non è semplice adesso vivere, perché c'è la paura. Adesso comunque sappiamo che anche sì, succede spesso, però per ora non è successo mai a casa mia, però anche dai vicini succede. Lei diceva si arrampicano ormai? Si arrampicano sulle grondaie anche durante l'ora di pranzo, non si fanno scrupoli, entrano, e anche con la gente in casa, purtroppo. Sono entrati qua fra l'altro in pieno giorno, e davvero fa pensare questo. Sì, infatti, cioè, non c'è più paura di niente. C'è un po' di preoccupazione, sapere che sono entrati comunque in pieno giorno? Beh, assolutamente sì, certo. Non tanto per me, ma penso alle famiglie con i bambini, perché succedendo oltretutto in pieno giorno, insomma, può succedere davanti agli occhi di chiunque, voglio dire. Senza scrupoli, fra l'altro, armati con il coltello? Probabilmente dobbiamo farcene una ragione, questo purtroppo sta diventando il leitmotiv di questo tipo di società, insomma. Grazie a Daniela Sizia e per le riprese a Nicoletta Rizzetto. Quando si dice un recidivo, no? Pensate, questo ladro che aveva già fatto un colpo in una birreria a Spresiano, inducendo il proprietario della birreria a dormire nel locale, niente, con la massima disinvoltura ci ha riprovato un'altra volta, e questa volta però gli è andata male, è stato arrestato. Un po' seccante, 24 ore, 2 visite.
e purtroppo questa volta è riuscito ad entrare. È a suo modo un record, quello registrato dal locale di Fabio Bobbo, la birreria Tarvisium in centro a Spresiano, visitata per 2 notti consecutive dallo stesso ladro. Tra martedì e mercoledì un tentativo di furto con effrazione aveva costretto il titolare a dormire dietro il bancone, come vi avevamo peraltro raccontato nel nostro telegiornale. 24 ore dopo il secondo raid alle 2:40 del mattino. È riuscito a entrare da questa finestra, che è riuscito ad aprirla, e fortunatamente comunque il locale fornito di allarme, è partito l'allarme e sono state avvisate le forze dell'ordine che in pochi minuti sono arrivati. Io sono riuscito a anticiparli leggermente perché ero qui a 1 chilometro e probabilmente non ho dato modo di scappare perché è rimasto qui fuori da qualche parte nascosto. Con il sistema di allarme scattano anche i fumogeni che rendono l'aria irrespirabile. Sono attimi concitati. Bravi sono stati i carabinieri che appena hanno visto un personaggio muoversi, qualche rumore, non hanno avvistato, erano rincorso subito e sono riusciti a prenderlo, recuperando anche l'incasso. L'uomo è un 47enne residente nella Marca, pregiudicato. Non ci sono dubbi che sia lo stesso della notte precedente, stessa corporatura, stesse scarpe da ginnastica. Le immagini della videosorveglianza sono in mano ai militari dell'Arma che stanno approfondendo altri fatti analoghi. Di certo Bobbo non si aspettava un bis. Non so se ce l'abbia con me oppure per qual motivo, insomma, o si sentiva sicuro, forse perché la volta prima è partito l'allarme, non è arrivato nessuno e forse ha detto stavolta sono tranquillo. Pioveva, c'era il temporale, il locale chiuso. Presumo che sia questo il motivo, insomma. Lo stesso Bobbo ha intravisto il ladro mentre i carabinieri lo stavano arrestando. Cosa abbia provato è presto detto. Rabbia, tanta rabbia, però anche sono contento, insomma, che sia andato a buon fine. Speriamo, insomma, che giustizia venga fatta. Sembrano frasi fatte, trite e ritrite, ma la certezza della pena è l'unico deterrente a una serie di reati che vedono di fatto la gente impunita, se ne fregano di tutto e questa è la dimostrazione proprio lampante. C'è stato la sera prima, è successo quel che è successo, la sera dopo è tornato. Voglio dire, bisogna cominciare a usare il pugno duro. Servizio di Christian Arboit, dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, poi chiudiamo di nuovo col maltempo e il sindaco di Cornedo. A tra poco. Una lunga edizione, quella di Focus TG oggi, partita alle 10 per darvi tutte le notizie riguardanti i danni provocati da una violenta ondata di maltempo nel Vicentino, quindi davvero ringrazio tutti i nostri inviati, tutti i nostri tecnici, in particolare Lina Paronetto che ha curato i collegamenti, ha coordinato tutta questa edizione, Christian Arboit, ovviamente i nostri registi Tony Esposito e Andrea Basso, e chiudiamo con un ultimo collegamento con uno dei nostri inviati da Cornedo, Daniele Garbin. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, ecco, siamo ultimi ma in questo momento parlavi di lunga diretta, ecco, parlando col sindaco sempre Francesco Lanaro stava dicendo e la lunga per la Valle dell'Agno, ecco, non è mai stata vissuta, una notte infinita è stata, ecco, in questo momento di riepilogo di quello che aveste vissuto è stata veramente un'ansia che è durata fino adesso. Sì, un titolo macabro che ho voluto coniare stanotte, la più lunga notte della Valle dell'Agno. Abbiamo iniziato ieri alle 6 con le prime allerte, poi lo sfioro della piena del torrente Agno qui al nostro fianco verso le 8 meno un quarto, siamo arrivati a 20 centimetri dai ponti e veramente ho temuto il peggio. E poi centinaia e centinaia di chiamate al mio cellulare, alla centrale operativa della protezione civile, ai vigili del fuoco, chiamate che ovviamente non riuscivamo a gestire bene tutte perché sono state veramente tante, un momento veramente drammatico e da incubo. Poi la notizia del crollo del ponte a Valdagno, il susseguirsi telefonate con gli altri sindaci per capire come gestire al meglio una situazione che faceva presagire al peggio. Ecco, nel momento del riepilogo non possiamo dimenticare le due vittime, papà e figlio, no? Di Nardon Leone.
Francesco, in questo momento lei diceva ha proprio capito che il più giovane, Francesco, ricordiamo, a 34 anni, era una figura presente proprio nel comune, pur non essendo residenti qui. Cosa faceva Francesco? Sì, ho preso adesso la notizia che quel Francesco Nardon di cui è stato ritrovato il corpo è un ragazzo che suonava nella banda cittadina di Cornedo, una realtà storica del nostro territorio, e che quindi mi ha lasciato veramente senza parole, basito. Siamo sconvolti come comunità, sconvolta la banda cittadina per quello che è accaduto in questa notte. Allora, intanto non è finita, voi sarete aperti, il COC è ancora attivo per quello che poi saranno le prossime. Ovvio, noi siamo operativi H24, io sarò in prima linea come è stata tutta la notte a organizzare, a capire, a ragionare su come intervenire. Adesso i tecnici comunali sono su tutto il territorio comunale per vedere l'atteggiamento delle frane, se è stabilizzato, se sono in movimento. La pista ciclabile la stiamo monitorando tutta, perché oltre al crollo alle mie spalle, e per la quale ovviamente è già stata emessa l'ordinanza di completa e assoluta chiusura, dobbiamo vedere se sono stati erosi anche gli altri argini che sorreggono la pista ciclabile, perché ricordiamo che la pista ciclabile da noi passa, va fino a Brogliano, arriva ai confini con Valdagno, sono quasi 15 km che dobbiamo monitorare. Lunga notte, noi intanto le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, speriamo che non accada più. Adesso affronteremo al meglio ancora questa ennesima situazione e confido nel supporto degli enti superiori. Questa mattina mi ha rincuorato, ho ricevuto la telefonata del Presidente Zaia e questo mi fa ben sperare. Ecco, con questo seguiremo anche noi la situazione. Per il momento da Cornedo è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcina per le riprese. Stasera Focus alle 21:15, ovviamente parleremo, approfondiremo quanto è accaduto. Un'ultima notizia che ci ha dato Valentina Visentin: la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta, sta valutando l'ipotesi di disastro colposo. È tutto, grazie, arrivederci stasera. Arrivederci.